Un taglio netto e improvviso del 14% dei finanziamenti, un crollo del sostegno a un mercato che vanta migliaia di dipendenti in tutta Italia in un settore cruciale, il racconto del territorio, la voce più vicina a cittadini, amministrazioni e imprese. A sorpresa, infatti, TV e radio locali si trovano a fronteggiare una nuova emergenza, il crollo del sostegno economico attraverso risorse e contributi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 146 del 2017. Come emerge dai decreti direttoriali dello scorso 16 luglio firmati dal direttore generale della Digital del Ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, le risorse complessive disponibili per le radio e TV locali commerciali e comunitarie vedono un taglio netto di 19 milioni di euro. Il tutto, come riporta un comunicato di Confindustria, Radiotelevisioni, Aeranti Corallo e Alpi, nel silenzio totale di qualsiasi interlocuzione politica con il dicastero retto dal padovano Adolfo Urso. A tutto ciò si aggiunge, ed è il paradosso che rende grottesco il taglio del sostegno a radio e TV locali, mentre la carta stampata vede aumentare la propria dotazione di un tesoretto di 50 milioni di euro. Questa situazione, come è chiaro, mette seriamente a rischio la sopravvivenza delle imprese del settore, che già affrontano sfide significative nel tentativo di rimanere competitive in un mercato dominato da soggetti di grandi dimensioni con risorse enormi.